Abbiamo espresso il pieno sostegno a questa mozione perché la vertenza Electrolux riguarda in primis i lavoratori direttamente coinvolti a cui va la nostra vicinanza e il futuro industriale della nostra stessa regione. Di fronte all'annuncio di oltre 1700 esuberi a livello nazionale e di centinaia di eccedenze nello stabilimento di Porcia, il primo obiettivo deve essere certamente quello di respingere una logica che considera il lavoro e le competenze come semplici variabili di costo. Dietro quei numeri ci sono persone, famiglie, professionalità costruite nel tempo, un patrimonio industriale che non può essere disperso. In questi giorni abbiamo parlato tutti con una sola voce: le istituzioni, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze territoriali, chiedendo il ritiro del piano presentato dall'azienda, inaccettabile sotto ogni punto di vista, e la predisposizione di un vero piano industriale. Non si può affrontare una situazione di questa portata limitandosi a discutere di esuberi. Occorre invece ragionare di investimenti, innovazione, produzioni e prospettive future. Nel caso di Porcia, la tutela dello stabilimento deve andare di pari passo con la salvaguardia del polo di ricerca e sviluppo, che rappresenta un punto strategico non solo per Electrolux ma anche per l'intero sistema produttivo della nostra regione. Per questo è fondamentale arrivare al prossimo tavolo ministeriale con una posizione unitaria e determinata per chiedere all'azienda di assumersi le proprie responsabilità e presentare un progetto credibile che garantisca occupazione, produzione e sviluppo. Negli anni purtroppo è mancata una seria pianificazione industriale. Dalla nostra siamo intervenuti non soltanto sulla questione di Electrolux, ma anche a livello parlamentare abbiamo proprio presentato anche proposte per evitare delocalizzazioni che purtroppo impoveriscono il nostro tessuto industriale. Quindi votare questa mozione significa affermare con chiarezza che il Friuli Venezia Giulia non intende rassegnarsi al ridimensionamento di uno dei suoi principali siti produttivi e che la difesa del lavoro, delle competenze e dell'industria resta una priorità assoluta per questa Assemblea.